Da qualche tempo, su blog e social network, si sta diffondendo una curiosa leggenda metropolitana a proposito di uno strano e sinistro video di YouTube intitolato Mimic. Pare che questa storia si sia originata in Canada, ma non si hanno dati certi su di essa. Molte voci additerebbero gli abissi cibernetici del Deep Web come fonte di tale diceria. Mimic non è un comune video. Trovarlo è praticamente impossibile, sostengono i ben informati. Mimic non può essere scovato tramite una semplice ricerca, ma comparirebbe spontaneamente e casualmente agli utenti nella colonna dei video suggeriti. Tutte le storie su Mimic iniziano con un utente che sta pigramente passando il tempo su YouTube a notte fonda, quando il titolo del video coglie la sua attenzione. Vi clicca sopra, incuriosito, e di fronte a lui compare qualcosa di inspiegabile. La maggior parte delle testimonianze, se così si possono definire, parlano dell'apparizione di un uomo di età compresa fra i 25 e i 40 anni, calvo e scheletrico, con lo sguardo allucinato. Questa persona si trova in una stanza scarsamente illuminata, seduta alla scrivania, come se si stesse filmando con la webcam dal proprio computer. Ed è in quel momento che accade l'impossibile. L'uomo inizia a comportarsi come se potesse vedere l'utente, imitandone postura e movenze, con azioni speculari. Se l'utente alza una mano o si muove, l'uomo farà altrettanto. Si raccontano storie in cui egli arriverebbe persino a imitare alla perfezione la voce dell'altra persona. Nessuno sa quale sia l'identità di questo uomo calvo, ma pare che egli sia protagonista di un secondo video, a detta dei cibernauti, ancora più terrificante e raro di Mimic, ovvero Behind. In questo caso, quando l'utente fa partire il video, vede se stesso sullo schermo come se la webcam del suo computer lo stesse registrando in quell'esatto momento, con l'uomo calvo in piedi, alle sue spalle.